gli voglio maccheroni, mi piace. No, solo se c'è il friarino, non mi ci piace. Mamma mia, dici che voglio i peperoncini però. Fatti c'è prosciutto cosa, no? Disgrazia! Ma facete sempre che non ti sempre me, come c'è anche la giovane da letto, come si fa? Papà, non mi mettere paura. Una muletta va a letto, come si fa? Ma state zitto. Sarbigliati, meno male. Papà, meno male. Lo sapevo, fa sempre questo. Ogni tanto si piglia il cordo e a respanga mo sti panni, ne? Mamma fa questi panni, mamma capi? Ma ogni tanto piglio che si cordami, a respanga i panni. Ma che re, che stai dicendo? Che buono? Caggeritti, che ti piace tutta la corda e a respanga sti panni. Questi 4 pezzi fedenti che mi sono in mezzo, a rimetti i panni miei. Pezzi fedenti in me e tu sono fedenti. Ma non arrivava, fammi capire. Chiami allora. Ma tu non arriva. Tu mi spazi. Tu fai sempre che? Io questi 4 pezzi. Ma arriva tu questi 4 Ma siete sempre che? Ma cosa è? Tanto pizza. Ma quando sei venuta a casa, cazzo capisci niente più. Bella essa quando è venuta a casa, cazzo capisci niente più. Ma pure io padrone di Tanto a scusare. ragazzi inquilini. E mo corica chist. Bamboli, Ah, nonna Andrea amabile, come mai state qua? io sto qua, lo volete sapere? Sì. Per una certa situazione finanziaria. Ah, mi dispiace, che c'è? Allora ho pensato, da modo che se non viene il marito a casa mia per 2 giorni, adesso vado io a trovare loro. Mi fa piacere. Assai proprio, assai. Bene. Avete pronunciato la parola assai. E questo mi dà molto conforto perché oggi capite che voi mi volete pagare 6 giorni arretrati. È vero o no? Ma non donniamo manco i soldi per mangiare. Che bello. In questa casa, chiamammo la casa, Questa è una reggia. Prima che parlate voi, è una reggia. chiamammo la casa, No. non abbiamo nemmeno €1 per mangiare. E poi il riebito, ci corrono a pressa. Ma è una moto che mi già dice che ci restano, e ci arrabusò. Mai. Mai a riposare. Mai, ma da credere, mai. E come mai? Ci avete pensato che non ha riposato manca la notte? Forse non dormite nemmeno. Come? Per i debiti, voi non dormite. È vero o no? Ma non Luca, invece ti senti gente da Gianluca, sul palazzo, e a me metti che mi scuro, importa la mi gente? chiama. E a me che me ne importa? Voi mi avete pagato e me ne paga. Vostro marito sono 6 mesi che non mi paga. Ma 6 mesi, Sì, ma 6 calmate, mesi. vi calmate. E che mi ha già calmato? Facete sentire. Voi avete avere che le capita fa. Ma gli da portare i soldi fino a casa. Ma non ne teniamo i soldi, come facciamo a E buttare facete a scena, mare. vabbè, e facciamo a scimo, vi preoccupare. allora? Però non a Luca, mi facete pigliare la collera così, Mi faccio pigliare collera. E perché vi volete pigliare collera? No, invece dovete pensare a chi non riceve i soldi. vabbè, non vi preoccupare. Voi pensate solo a voi, siete egoisti. Ma mo vi una bella cosa. Avanti, parla. Ho sapete mio marito perché non ci sta? E perché? Lo sapete? A me non mi Perché importa, sta ma insieme perché sta insieme a Clemente. E chi è Clemente? Ah, mi scordavo, non sapete chi è Clemente. Clemente è un amico suo che sta pieno di euro. Ah, sì? E sicuramente. Sicuramente. Non mi paga. Ma ovviamente aveva sordo. Beh, allora. Allora, caccia. qualsiasi provenienza basta che la vita, non offendete mio marito. No, voi così non dovete parlare. Vi dovete calmare. Tanti soldi li avrete. Io mi calmo. Quanto mi pagate? Facetemi sentire, Quanto? Quando Clemente c'era il sordo. E quanto vi dà sto Clemente ai soldi? Non lo so, c'è un'idea rimane. Parlate con mio marito, io non vi no. posso dire niente. Non ci siamo. Non vi posso dire niente. No, non ci siamo. Non ci siamo perché io torno tra poco. E vengo con il mio avvocato. Vi so spiegare? Oggi E ve ne capito. caccia via fuori l'avvocato, sì. E questo avvocato è uno potente. È uno che si fa rispettare. È un uomo di legge. E noi non ci potremmo fare questa avvocato che è una persona di legge che si fa rispettare. E sapete- Noi i soldi non ne teniamo. E sapete come lo chiamano all'avvocato? Come lo chiamano? Lingua sciolta. Lingua? Sciolta. Lingua Tanto sciolta. che è importante. Facetemi conoscere Perciò, mo vedete che la lingua capita fa. sciolta.
vedete che la capita fa, perché non solo è un avvocato, Vabbè, allora... e sapete chi è? Chi è? L'ufficiale giudiziario. E che significa? Perché vado a mettere fuori e non ve la da cacciare, tutte e due. Ma stai facendo mettere paura, ma! Parola di Andrea posa la casa. E vedete se non lo faccio. E posatela sta E casa! poi faccio a vedere se non esci da via. Posatela sta casa! E poi vedremo chi viene. Voglio vedere, posatela la casa! Iate bene! Io ve ne caccio. Arrivederci! Ve ne caccio. Non vi facete parecchio! Ah! Mega già fa! Vieni a qua! Disgrazia! Vieni, disgrazia, sei qui! Vieni a parte qua! Vieni a parte qua! Ma te capite che hai avuto padrone casa? Ma te capite che hai avuto padrone casa? E che venne rimane a mattina! E poi sordo! E venne con un signore che l'ha chiamata, aspetta! Non l'ha chiamato, Oh, giudizio! O giudizio universale. No, comunque, un cristiano che ci mette via fuori. Arriviamo a fornire. Tarate sordi Clemente. No. Che viene più tardi che ci regima a chi? Maronna mia. Io non già faccio più. Tu mi mese guai. E che ci dice a papà? Maronna, come amo? Tanto di mese alla via. Amore. Capo. L'idea. Ah, L'idea è bellissima. fa fai sorda. Allora fammi sentire. Senti un po'. Fammi sentire. Noi che teniamo da stanza lì? Da stanziere che teniamo? Una colonnetta tutta scassata. A fianco alla colonnetta scassata, che ci sta? Teniamo un letto che è più scassato la colonnetta. Ma sì, signor, coppa la colonnetta e coppoletto, che ci sta? C'è sta una maronna che ti mantiene all'erta. A fianco alla maronna che mi manda a letto. Che ci sta? Che ci sta? Non con l'aria. Bravo. Che ce ne fotte? Con Andrea quando avanza? E ti avanza 6 mensilità. Con Andrea quando mi si porta? O calannare quando... Durice. Tu sei orari e ti farà pure 6 piserini. Ma tu sei proprio strunzo. Tu, ti stiamo mese guai e tu pensi ancora... Finalmente vai a trovare. Ah, ecco mio marito. Vieni davanti, avvocato, vieni davanti. Ma perché? Io non sono sempre qua. Io non vi ho mai trovato. Come mai detto? Ma io sono sempre qua. Sempre, solo oggi va a dritta al riuto. Capo non l'ha trovato. Si sapete. Cacciarice, non sapete perché stiamo qua? No. Ah, non lo sapete? No. E perché voi che cosa mi dovete dare? Lascerò. I mangi scordati che le I camere. mangiate, mangi scudati. Mi dovete dare 6 pigioni arretrati. Oh no, o siete sbagliati? No. O siete sbagliati? Oh! E nemmeno io. E allora? E allora? Che vogliamo fare? Io questo problema ve lo posso risolvere la prossima settimana. Se mi fate la grazia, ti tenga un chinese sordo. Clemente, avete capito? Clemente. Ah, Clemente là. Sì. Ma la sordo e non mi preoccupate. Sì. Io va a parare. A parare? Sì. Ma avete parato da 6 mesi fino a mo'. Amore. Come va bu? Amore. Ma voi non dovete dare le parole all'aria, così va bu. Vabbè, comunque... Vedete che le capita fa? Che ci sta l'avvocato, sennò passate dei brutti guai, dei brutti momenti. Avvocato. Avvocato. Ecco qua l'avvocato. Ma voi c'è niente questo, Aspetta, l'avvocato lingua sciolta. Bravo. Avvocato viene mai un... Mi sono ricordata che stavo... Avvocato lingua sciolta, me l'avete detto prima. Chi? Ma che state facendo? Com'è? Sta sulla nave, Ma non si fa, ma è un avvocato, è una persona di giustizia. Bambalo. E allora? Buongiorno. Tete. Ma che state facendo? Avvocato? Pensiamo a fare cose serie, avvocato. Ma Io faccio l'avvocato vuole scherzare un poco, perciò sta facendo così. L'avvocato? Perché dite voi che scherza, non scherza. Non scherza. Da sapere pure voi che non scherza. Egregio signor Bambolone. Sì. Qua Senti. l'affare. Sa fe 6. Facciamo le l'11, facciamo più a presa. Ma capite? Ah, sta così. Tira così a ritmo che pulito.
Dicevo qua all'affare, si fa serio. Come vedi, le carte sono bollite. Ma come? Sì. E non tenga che non può broro. Ma non date retto, sapete che vogliamo fare? Ci facciamo un bello pollo alla cacciatura. Ma mi piace, Va bene. sì, mi piace assai. Mi piace più la A cacciatura. me non mi piace. Avvocato, che facciamo allora? Non lo faccio più, pure. Parlate che le capita parlare, avvocato. Datemi il canzo. Io vi ho pagato. Ora già avrei una lira. L'avrete, non vi preoccupate con l'avrete. È bene che l'avrò. Sì. Quando ci è possibile? Facciamela parlare. Grazie. Prego. Legge, signor Bombolone. Mo sì. Come vi dicevo? Senti. Voi non buzzate più. Ma come vuoi mettere? Io non vengo là qui. Ma che state dicendo? Ma Ma che quanto stai mai? dicendo? No, ma che Ragione, faccio? mia Ma madre, come come non no? buzzarmi È più? una persona di giustizia, ma come? capite che state Ma io mi sono dicendo? buzzarmi più. Noi siamo bello schifo buono. Avete capito una cosa penata? Riflettete, Ma parla. parla, Come dicevo? da boca è movita. Facciamo parlare. Su. Come vi dicevo? Voi fate una cosa, io vi do un bel consiglio umano. Ratemi sorda. A Natale non vi schifi più perché il capitolo è morto e tenga qua qui. Ma perché c'era una sola mossa? Scusa, ma che resti capitolo? Ma quanto compresi? Ma che Ma casa mia. Avvocato, nicca buscam! Facciamo parlare a una prenzola. Parla, Dicevo. Mo sentite. Io leggo. Voi ratemi sorda. Poi non Non vi scrivo preoccupate. verbale sequestro. Perché io sono una persona coscienziosa e tengo famiglia, ma capisci? Giù, anche lui ha bisogno di portare uno stipendio a casa. Giustamente. Continuate, avvocato. Andiamo avanti. Forza. Andrei, pigliate la carne a cipolla e vriti chi pratta. Che ci fa? Avvocato, a me già non stanno pure in mano. Vedete che le capita fa, avvocato? Sentite. E sto dentro. Che noi? Come vi dicevo, io vado avanti col pignoramento. Per forza, scusa. Ma non ci capisci che sfratta, sto vada a Ma che ne Oh, sai? sfratto. Sfratta, ma insomma, non avete capito. Ma chi ha da sfrattare? Ma Ah, non ci chi ha capisci. bu? Mi arroiamo noi. Ma Perché arroiamo. siete una tribù. La tribù ma ci ha pigliato pindiamo. Ecco, quella ne sa, c'è una tribù? cosa questa. Ma vieni un poco come offendo, guarda. Dite le ultime. Io devo fare il pignoramento. Voi non avete pagato i piccioni e vostra moglie non ha pagato la cassa. Avete pagato? Ma quale bottiglia? E non te che buttiamo, ma quali Ma bottiglie quale stai dicendo? bottiglia? E bottiglie pomaro. Avvocato? Ma quali insomma, bottiglie? non volete fare, avvocato? Non avete pagato i piccioni e parlate vostra già. moglie non ha pagato la tassa di famiglia. Ecco, l'avete pagata da si famiglia? Pensaci che resta da Ma che ne- famiglia, ma che resta da ma che famiglia. Spiegate che cos'è la tassa di famiglia. La tassa di famiglia è quella che ogni anno bisogna pagare perché sennò sono proprio problemi. Già ne teniamo pochi problemi. Pure la tassa. Davanti, Comunque, Andate qua avanti, ci sta l'avvocato. Che mi aiuti, Devo scrivere il pignoramento. Ecco, Che te la pigliate carta, bene? Non teniamo niente. No, queste parole qua ne vogliamo sentire. Vabbè, ma come non comunque te ne meglio tenete? come niente. Perché, scusa? Facendo mi chiama per carabinieri, facendo che Ma pure Ha ragione sì. mio marito. siate bene. No, voi veniate a casa. No, io non me ne vado. No, voi avrete No, lo Noi non ce ne sciacco, andiamo. tutti e Noi due. non ce ne andiamo. Pagate. Ma che? Che gente, con altri mali. Ma ve ne siete accorti che c'è? Ma ve ne siete accorti? Andate avanti, avvocato. Andiamo bello. E io vado avanti col sequestro. È facile su sequestro, è che sequestrato. E Pippo ci coppa avanzano nonno. Ma voi lo sapete che tenete un bello Ma che state dicendo? Oh, pure mia figlia! Io faccio una sposata! Una sposata anche Vi facciamo lo sfratto, vi facciamo. Avete capito lo sfratto? Hai visto che ha fatto, hai visto? C'è stato
male Ognuno, prima, sa ciccia a friare, ognuno. Faccio mangiare chiuttare. Agno, Faccio sa mangiare ciccia a friare. faccio O pagare. facciasci un asmo sangue. O facciasci. Vieni. Vai a papà, io mi raccomando stasera, prima giuro, assicurati che sta tutto cosa a posto. Chiamo voglio fare sistemare poche roba accanto e qua e farò più giurito. Ah, e si chiama Mamma. O sai che lo come è pesante, già sai che le che ci arriva, no? Stai tranquillo, papà, va, non bevi, va. Tu bere tu, ma raccomando, vieni a fare qualche dio vuoi. Se sbagli qualcosa, uccidi, non lo fai più. No, no, papà, ma quando mai, va? Va, va. Allora va. Va, vai, ti compro io, vai, va. Babbo, ciao ciao. Ciao. Guarda qua, ci vado dare preglamento. Come No, fa? che scherzo. Come fa? Ma ci vado un po' d'olio, si sta venendo buono. Uè, ma usa ciò che ci fa, ma ci cagniamo con un numero in da rubrica. Peraí, aspetta. Babbo. Ma che sta fare proprio per spiata che a bottro. Io non le da solo che sta ancora a scrivere babbo. Cagni chi? E mo cagniamo chi sta, aspetta. Chi sarà più gressato quando andiamo a babbo? Sono proprio cazzo. Che sciuro. Gaida! Pozza passa niente, adesso che mi fanno un infarto. Mi serve un favore, che no? Mi serve un fasci a Giaddo Susanna. C'ha già tutta sicurezza. No, metti proprio su. Ha già due Se Susanne. vuoi un caffè te lo offro pure, ma lei si No, non lo voglio, un caffè già me l'ha già Lo pigliato. ti ringrazio, sempre così, però non la dammi più quando dammi la E passione. fai sempre questo, fai. Hai sparagliato una da volta. Fammi Cazzo si spara, fiore. fammi capire. Ya, fammi si fiore, ora quando va quando No, faccio ma via non quello. posso fare. Ya, fammi preso video. Allora ce l'ho. Fammi preso, ma che preso, vedi che si cae. E soldi quando mi dai? Ya, non ti preoccupare troppo prima, che sei un dettaglio. Oh, si è passato mai con così. Che sei? Ma che resti usciti per loro? Non voglio la copia dietro. Come sono belle che si No, lo che non passa proprio, metto Mamma mia, questo è anche venuto, l'ha già Ma che consegnato. Susanne subito poi Questo lo devo consegnare, è venduto, ma non te lo posso dare. Stai senza pensiero, no? No, ciccio, non fa che si vedere. cazzo, lo faccio conoscere una compagna di Susanna. Faccio che sta una vita, ma lo faccio conoscere a chi non mi buttare le mani, Stai calmo, non ti preoccupare. non te lo posso dare. Ci vorremmo stasera a casa, non ti preoccupare. Ma mangia là, ciao ciao ciao. Lo figlio e bucchino mi ha fatto una cosa. Io ragazzi. Ci fa sta caramella. Che? Per fare una piatta no. O io in questo momento. Questa caramella nel mio stomaco è un ago in un pagliaio. E vai, studiare, sto cavallo non va proprio come. E peggio è me. Ma comunque dimmi una cosa, stasera dove ne vai, Ma da sciunno Ah, che come gli sciunno amici, era buono. Tu ci cago completo. Bella la cosa. Robbi tutta volta la dita, elastico io a finestra scorre, 16 e 420. Io che fa? Ci capite già. E tu fai saccano, riesci? Io sì. Ma me ne vado alle Bahamas, me ne vado alle Seychelles, la ragione, io non posso mettere manco la capo fuori la porta, chi le mi hanno cercato? Anzi, se la mette la capo fuori la porta, chi le mi tagliano? C'hai cavato. Pronto mamma? Senti, ti volevo avvisare che stasera faccio un po' più tardi. Esco con Francesco. Come mamma chi è Francesco? È il figlio della signora Carmela, la fruttivendola. E mamma non lo so a che ora torno, comunque le chiavi, ok? Vabbè mamma, ora devo lasciare, ciao. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me E allora cosa hai fatto oggi? Oggi è una giornata tranquilla. Tu? Voi che avete fatto? Io sono stata al bar con gli amici, sai, un caffè tranquillo, niente di che. Ma lei che l'ha più attivo ultimamente, Vabbè, dai, sono impegnata, lo sai. È lui, ragazzi, lui. Amore. Guarici, ti devo dare davvero una bella notizia. Di chi si tratta? Finalmente sono riuscito a trovare il locale per Capodanno. È già organizzato tutto. Ma ci sono i personaggi importanti?
È un luogo adatto a me. Ricordi i produttori, i fotografi, i VIP. Non ti preoccupare per questo. Stai senza pensiero, amore mio. Ma dimmi una cosa, verrà anche tutta la tua famiglia al cenone? Eh sì, è per forza, che faccio? A dell'ascia. E poi c'è mio figlio che canta al ristorante. Ma tu non ti preoccupare, nessuno si accorgerà di noi. Vabbè, che palle però. Ma dai tesoro, non fare così. Non ti preoccupare, sicuramente troveremo un metodo per stare insieme. Senti, scusami, ma adesso ti devo lasciare. Ciao, ciao, ciao. Che ha detto? Ma che idiota. Pensa davvero che mi interessi passare il Capodanno con lui? Ma poi, hai sentito? Stava tutto dispiaciuto perché la moglie è presso e quindi non sa come fare con me. Meglio, che sennò quello si azzecca un gol. Sì, ma che se ne frega poi tra l'altro. Raga, ma veramente fate? Ma che mi fa questo gigiotto? Forza, cenna. Forza, su. Dai. Allora signori, per la gente, tutte le donne, abbiamo una grossissima sorpresa. Il braccio di ferro, il marinaio. Uno stripman, signori e voi, con un grosso applauso, Enzo Paudice!
Basta, ho capito. Anzi, basta, fuoco per tutto. Allora ti piace qua, questa è la prima sala, poi ci stanno anche sale, saloni, salette, salotti, questo è grosso. Ma non avevi detto che eri un agente di moda, che c'entra? Io sono anche un agente di musica, di cavalli, calcio. Pure io. E come si dice, a cavallo donato non si guarda in bocca mentre canto con il microfono. E poi robe di calcio, palloni, io ho lanciato tutto quanto. Ma veramente stai facendo? Veramente sto facendo, e fosse niente. Adesso io stavo lanciando quell'attrice, quella, no, come si chiama? Naomi Campbell, il Campbell. Naomi Campbell. Vabbè. Ma adesso la lascio, mo la chiamo e dico, questi non mi più, io sono curioso, mo adesso lancia a te, ti farà arrivare in alto, molto in alto. E dove? Un quinto piano. No, diciamo, stiamo scherzando. Madonna, quando si bella. Dico, andiamo dappertutto, giriamo il mondo, America, nel Catongo, in Africa, il Canada, a Svizzera, a Losanna. Losanna, che noi andiamo a Losanna. Losanna proprio? Sì, Losanna. In Africa, andiamo in Africa, se ti faccio fa fama nera proprio con me. Nera, me? No, dico, noi andiamo a vedere la fame nera che sta là, andiamo, ecco. portiamo a vedere una bellezza come te. Che non sono nera però. No, guarda, che mi fa stare? Andiamo anche pure per fare un viaggetto, perché adesso noi siamo fidanzati, i già fatti diventare rosso perché abbiamo guadagnato i soldi, perché ci abbiamo sposato. In modo portato mamma. Addirittura già? Quella mamma ci tiene a queste cose, no? Quella poi mia mamma ti fa il suo vestito. No, apri, che la mamma ti fa un vestito, ti fanno un vestito proprio a pennello, però mi chiama tu mamma, perché mi sparano pochi botte, che fuori si di botte, come si fa? Non penso che sia il caso adesso. No, è casa. È Capodanno, bastano i... E come si dice, chi ha Capodanno è tutto l'anno, ecco, ho detto tutto. Sparammo i botti, in a casa. Gigi, guarda che c'è. Insomma, ne pigliate sta roba. Un parente, ma no. È buono. Un parente. Non ti preoccupare, ma grida, si giura il voce, no? E fumo. Non sa ci vire il deserto, e dune, e cammelle. Ma chi è là? Ma chi sono questi? A sta canna ci manca solo la parola. Strunz. Strunz. Ma che ce l'avete con noi? Con tutti e quattro. Perché? Che cazzo state facendo coppa la macchina? Buona. Ma chi sì? E chi sono? Ma come fai il cane coppa la macchina nostra? Ah, perché questa è la macchina nostra? Deve stare roba alla Ah, buonci pazienza, fratello, senza problemi, è un giritino, quando vai, chi sono? Chi sì? Come chi è? Ma che state facendo? Beh, Ecco qua. Chi sono chi? Fammi capire, No, aspetta, signore. Aspetta, ragazzi, per favore, perché tu fai così? Io non capisco, basta questo cosa. Io ho scappato dal mio paese, perché il mio paese, cioè, guarda, butta bomba, fa attentato, butta molotov. Io qua non capisco perché fa così. Io poi fai tutta cosa brutta, non piace violenza, capisci? Ma non è una mano ci stiamo facendo. State zitto tu, allora tu hai provato la bomba, hai provato un fucile, la mitraglietta. E se andava a casa faccio provare la lama. No, va bene, non piace. Ma noi ci stiamo fumando una canna, non è che stiamo facendo la appari, facciamoci Zitto, va bene così, va bene. Va bene. Dai, andiamo. Non parlare più, vai, signor, vai. Va bene, te ne faccio l'ultimo, va. Va tu. Ma che è questo caffè? Chi la macchina come va? Non lo so. È buono. Si guarda sci. Ancora. Viaggiamo. Va bene, buono, tutto buono. Ma che buono sti ritrovato! Sei scemo! Ragazzi, ho più culturito, ma veramente un po'! Mi pigliava il recchio, mi stavo con mia coppa, Ma che stanno facendo questi qua? Tornarete con Bava? Ma mi scatta a macabra sti bastardi. Come la Coppa Italia! Come la Coppa no nonno! Hai ragione, fuimo in Coppa Italia!